Aperitivo con messaggi d'auguri. Il Natale di Forza Italia si celebra a Creazzo. Dalla presentazione del partito questo è il primo appuntamento veneto a cui approda il vascello di Silvio Berlusconi. Sul palco i sorridentissimi organizzatori dell'incontro, il senatore Pier Antonio Zanettin e l'europarlamentare Lia Sartori. In platea qualche big e tanti volti nuovi, esponenti di una indecifrabile galassia di club nascenti. Ma la vedete lui, Giancarlo Galan, che ci mette statura e carisma in ogni parola, in ogni pausa, in ogni battuta sagace, in ogni freddura arguta, che poi sono le specialità della casa. Il primo messaggio di Natale è tutto per il governatore veneto, Luca Zaia. Io vorrei che uno mi dicesse dopo 3 anni e mezzo cosa ha fatto di importante. Io quando giro per il Veneto vedo le cose che abbiamo fatto. Forza Italia però per il governatore veneto Luca Zaia non ha solo carbone. Giancarlo Galan lo rinfranca a modo suo. Zaia può stare tranquillo, come presidente lui arriverà alla fine del mandato, perché noi abbiamo l'impegno e siamo stati eletti dai nostri elettori con quell'impegno 3 anni fa, arriveremo alla fine del mandato. Zaia però non si illuda che sia scontata la sua ricandidatura. Il partito, che oggi si chiama Movimento, vira verso le elezioni politiche e Giancarlo Galan punta dritto sulla primavera. Io ho detto a tutti di tenersi liberi per il 25 di maggio. Insomma, il vascello di Forza Italia ha una rotta e un porto dove approdare: le elezioni politiche. Ma manca ancora il nome di un candidato premier. Anzi no, il futuro un nome ce l'ha e anche un cognome, che poi non è così diverso da quello del passato e del presente. E siccome sono superstizioso fino a un certo punto e lo uso, io gli dico chi per me avrebbe le capacità stravenere. Si chiama Marina e si chiama ancora una volta Berlusconi.